Scooby Doo. Esagerato. Ora eseguiremo un brano che piace molto, non ricordo a chi. A Oberdan probabilmente. Non mi guarda. Oberdan non sopporta, sembrerebbe. Ma guarda che mi piace la scherza. Inizia così. Mona Lisa. Eva Grazia. Vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, di tutto del paesino che spiava le bambine dell'asilo. Ora ha la bocca piena di biglietti del museo, Lassù una civetta urla, io ancora non ho iniziato il mio lavoro. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa. Buona cresciuta, sto per tutto che ti stringo l'amore.
tutto. Io sto torturando, se la conosco io con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa. Grazie. Voce e chitarra. Adesso facciamo una piccola pausa di 20 minuti. Continuiamo con una canzone che cantiamo io e Oberdan, Quello che non ho. Quello che non è una camicia bianca, quello che non è un segreto in banca, quello che non sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca, quello che non ho è quel che non mi manca, quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti. Quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove sono partito.
non ho sono le mani in pasta, quello che non ho è un indirizzo in salsa, quello che non ho sei tutta la mia parte, quello che non ho e di fregarti a carte, quello che non ho è una camicia bianca, quello che non ho è il farla franca, quello che non ho sono le tue pistole per buttarmi in cielo, per guadagnarmi il sole, quello che non ho. Però A Danilo, ma che stai a fare? Vi dedichiamo una canzone molto impegnativa, speriamo che voi la cantiate insieme a noi perché è in inglese. Mamoiada.
Grazie, buonasera a tutti. Prima di proseguire, un saluto a tutti gli amici che ci conoscono e quindi abbiamo anche il fan club. In realtà abbiamo speso tutto il cachet nel pagare da bere per portarli qui. Tutti gli altri si possono accodare. Noi speravamo di suonare qui da quando eravamo bambini, avevamo circa 6-7 anni e quindi abbiamo chiesto un palco piccolo. Poi il tempo è passato, non ci hanno fatto suonare, adesso stiamo un po' stretti, il palco è rimasto lo stesso, però cerchiamo di fare del nostro meglio. Avremmo voglia di saltare, di fare i salti mortali, ma... Esatto, allora Federico doveva buttarsi giù dal palco, ma abbiamo da ragazzino, ecco, questa cosa si sarebbe potuta realizzare, ora diciamo che l'età glielo impedisce perché ha una protesi all'anca. Quindi proseguiamo un repertorio che più o meno avete capito, insomma, ricalcheremo quasi tutti gli evergreen dagli anni 70 e anche 60 fino insomma ai giorni nostri. Speriamo insomma di farvi compagnia, non andate via perché Pinuccio dovrà insomma anche devolvere i biglietti per i buoni per la birra, insomma.
Allora ne approfitto per presentare il gruppo degli Itasinata, che è stato, ha avuto diverse traversie, è nato 10 anni fa, a volte si dice dal 1836, no, Pinuccio probabilmente sì, dal 1800. riuscirà a spiegarci meglio. ed è Pinuccio che ci Ci racconterà rivolgiamo a qualcosa. Pinuccio parlandogli in latino, quindi un po' Fondatore. per capire il tenore insomma, della sua età, però si riporta bene. Intanto buonasera a tutti e grazie per essere qui. Itasinata nasce nel 2015 da un gruppo di amici Microfono. con il piacere di suonare. Di quel gruppo siamo rimasti io e Aldo e tanti altri li abbiamo dovuti sostituire perché per vari motivi in 10 anni è ovvio che le cose cambiano. Però siamo arrivati fin qui e siamo contenti e felici di essere arrivati fin qui. 10 anni per un gruppo musicale sono tanti e noi abbiamo raggiunto questo traguardo, quindi siamo contentissimi. Volevo ringraziare il comitato di San Nicola che ci ha ospitato stasera per festeggiare assieme a noi i nostri 10 anni. Voglio ringraziare tutte le associazioni che ci hanno aiutato anche economicamente a realizzare la serata del progetto. Voglio ringraziare in particolare 4 persone che per me sono molto importanti, cioè Gigi Pisu, Massimo Mutas, Nani Di Cese e Silvio Ru, che non sono con noi, fanno parte del gruppo perché con loro siamo Facciamo un applauso cresciuti. tutti insieme che sono qua in mezzo Con loro siamo cresciuti e sono loro che ci hanno portato nel mondo della musica a livello locale, diciamo così. Quindi grazie davvero a tutti, ma grazie soprattutto a voi per averci onorati con la vostra presenza. Grazie. Hai Era parlato a tutti. dal 1996 che non venivate a vedermi, avevo i capelli lunghi, vi ricordate? Avevi i capelli. Pensieri e parole. Sì. Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge il sole, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso
Allora dovete cantare tutti insieme perché c'è un medley. Non devi spoilerare. No. Si diceva spifferare il Medley. tempo. Poi mia figlia mi ha detto no, è spoilerare. Spoilerare. Poi mi ha detto sei un boomer. Poi ha cambiato e mi ha detto sei cringe. E poi io comincio a... Vabbè, per te Pinuccio è roba... Però, sai, roba preistorica.
E passiamo dai Nomadi a un brano principalmente della nostra terra. Lui è Piero Marras, che ha fatto questo bellissimo brano dal titolo Meremanna.
Jordan Root. Aspetta un attimo, volevo chiedere solo questo. Se volete potete anche avvicinarvi tutti insieme, dai, così almeno ci date un po' più calorie anche a noi. Riusciamo a passare le birre più... Riusciamo a essere... No, tira fuori, dai. Dai. Brava, non c'è mancato. Dai, Certo. esatto. Allora, Dai, sua avvicinatevi. moglie... Si è nascosta di là, capi? A vergogna. Allora, in molti casi non vengono né le nostre mogli, né i figli, neanche gli amici a sentirci. Quindi Ciao, quindi. per voi veramente è un momento, Ah, io so fisarmonica. è un momento topico. Vi sposiamo. Non si intende. Ma oggi ci sono il nostro Ok, brano dei nomadi, quindi proseguiamo su questo filone. No, sì, brano dei nomadi. Sono senza occhiali. Un brano one dei nomadi. Guardate che bella luna che abbiamo oggi. Qui da Puzzolino. Bel regalo. Do you feel the same? We make it easier on now. Got someone to blame. You say, wonder
Grazie. Vai a dentro,